Confermata la zona arancione per la Calabria, ma nella nostra regione restano forti criticità. Intanto dal 26 aprile si aprirà una nuova fase, come annunciato dal Premier Draghi in conferenza stampa. Ci sono centinaia di tamponi da processare e in attesa del risultato aumenta la richiesta del rapido all'Università della Calabria. Il super boss Nicolino Grande Aracri collabora con la giustizia, il capocrimine ha esteso il suo potere dalla Calabria in Emilia, Veneto e Lombardia. Si sperimenta la vacanza Covid-free in Calabria, l'idea di un albergatore a Praia Mare, tamponi all'ingresso e all'uscita dalla struttura per gli ospiti. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. La Calabria dunque resta in zona arancione, ma resta anche ad alto rischio nelle strutture sanitarie. Lo sappiamo, lo documentiamo quotidianamente, si è al collasso. Domani i sindaci in piazza a Cosenza. Oggi pomeriggio la conferenza stampa del Premier Mario Draghi, che ha annunciato dal 26 aprile si apre una nuova fase. I particolari nel nostro servizio. La Calabria resta in zona arancione, lo ha deciso al termine della riunione la cabina di regia. L'ordinanza firmata dal ministro Speranza scende l'indice RT nazionale che si attesta a 0,85 e l'Italia da lunedì sarà quasi completamente arancione. In rosso resteranno solo Sardegna, Puglia e Valle d'Aosta. La linea del governo spiegata nel pomeriggio nel corso della conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Riapertura, la parola ricorrente nell'intervento del Premier, con un piano e scadenze ben precise. Il 26 aprile comincerà la nuova fase, dunque si tornerà in zona gialla e gradualmente si arriverà alla riapertura di tutte le attività tra maggio, giugno e luglio. Draghi ha parlato di rischio ragionato, ma ha precisato serve comportamento responsabile. Per quanto riguarda la scuola, in zona gialla e arancione, lezioni in presenza al 100% e scrutini anticipati al 1° giugno. La campagna di vaccinazione procede e ha sottolineato il Premier: dobbiamo mantenerla per fasce di età, ma pensare anche ai lavoratori. È stata questa, ha aggiunto, una delle decisioni che ci ha permesso di poter riaprire. Infine, per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 57 interventi c'è posto per la nostra regione. Nel fondo di accompagnamento al piano addetto c'è una posta per l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. E c'è una notizia che riguarda tanti studenti universitari. Bene, da maggio si intensificheranno lezioni, sessioni di esami e di laurea che si terranno in presenza nelle università, dove i servizi amministrativi e le biblioteche, lo ricordiamo, sono tuttora aperti. Le università, da quanto si apprende da fonti ministeriali, si stanno organizzando per riaprire la didattica in presenza anche in base alla capienza delle sedi. L'obiettivo è la graduale riapertura, che è legata ad una combinazione di fattori, compreso l'andamento del piano vaccinale per il personale e del contagio nella zona in cui si trova l'Ateneo, e si accrescerà l'attività didattica svolta presso conservatori e accademie AFAM. Torniamo ai tamponi, perché ci sono centinaia di tamponi da processare e in attesa del risultato aumenta la richiesta all'Università della Calabria, quindi parliamo dell'area urbana di Cosenza. Cominciamo da qui. Il personale del centro sanitario dell'Unical ha appena terminato di effettuare decine di tamponi antigenici, prevalentemente su cittadini di Rende, che nei giorni scorsi sono stati sottoposti a tampone molecolare, ma non hanno ancora ricevuto risposta. C'è una tempistica estremamente lenta per quanto riguarda la processazione molecolare dei tamponi, e quindi anche alcuni enti locali stanno ricorrendo appunto alla nostra postazione per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi. Noi aspettiamo, l'abbiamo detto più volte, anche un riscontro da parte della Regione per l'accreditamento della nostra postazione come postazione per la processazione dei tamponi molecolari.
ma non abbiamo avuto alcuna risposta a fronte dell'ordinanza del numero 15 del marzo 2021, in cui chiaramente sono stati accreditati dei laboratori privati, ma vi è stata, a mio parere, un'ostentata emarginazione dell'intero territorio cosentino, che versa nella drammatica condizione sociosanitaria che noi conosciamo bene. Durante questa pandemia abbiamo quasi il 60% dei contagi nella provincia di Cosenza ed una tracciabilità degli stessi risibile. Con i casi di positività in aumento nel Cosentino si complica il lavoro di chi deve testare la popolazione e analizzare i tamponi. L'attività di tracciamento non è mai stata agevole in Calabria a causa della penuria di laboratori attivi sul territorio e delle cicliche carenze di reagenti che hanno rallentato le operazioni. L'Unical ha da tempo messo a disposizione i propri laboratori per accelerare i tempi, ma nulla si è ancora concretizzato. Il supporto dell'Ateneo potrebbe rappresentare la svolta per un territorio in ritardo anche nella ricerca delle varianti e nella campagna vaccinale. Noi siamo in grado, abbiamo i laboratori di genetica molecolare, di cui già abbiamo fatto anche l'istanza di accreditamento. Ripeto, è una problematica complessa che ha meritato la convocazione della Commissione di vigilanza a livello regionale, una riunione che sarà fatta in modo congiunto anche con la Commissione sanitaria, credo il giorno 20 è stata posticipata. Vedremo cosa si avrà modo di affrontare con trasparenza ed equità nell'ambito dei lavori di questa congiunti, di questa Commissione Sanità e Vigilanza. E sembra davvero la Calabria dai paradossi ascoltando le parole del professor Andò. Intanto a Rende non si hanno notizie dell'esito di 300 tamponi. Noi abbiamo chiesto di chiarire questa vicenda, abbiamo chiesto al direttore sanitario dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Vediamo. C'è un mistero, un caso, fate voi, che agita 300 persone i cui tamponi non si trovano. Spariti tra Cosenza e Rende, non c'è modo dunque di sapere l'esito dei test. Lo abbiamo chiesto al direttore sanitario dell'ASP di Cosenza. Purtroppo devo dire che la situazione era complicata prima e oggi con un numero di casi molto elevato si è maggiormente complicata, appunto. Nel senso che oggi nella settimana scorsa abbiamo avuto 1500 nuovi casi, il che vuol dire che bisogna tracciare tutti questi casi e fare un numero di tamponi molto elevato. Noi normalmente ne facciamo intorno a 800 al giorno per quanto riguarda l'intera ASP e vengono divisi nei vari laboratori che esistono, in particolare quello di Cosenza, dell'Annunziata, quello di Rossano, una parte viene inviata invece a Catanzaro, al Mater Domini, e una parte viene analizzata nell'ospedale da campo. Ovviamente questo totale per noi fa 800. Quando si fanno più tamponi insorgono delle difficoltà a processarle e quindi si creano dei ritardi. E questo è quello che si è creato insieme al fatto che all'Annunziata è stato fatto una manutenzione di alcune apparecchiature e questo quindi ha bloccato per qualche giorno il sistema. Quindi ai diretti interessati sarà comunicato di essere positivo o negativo e i dati saranno inseriti nel computo complessivo? Lo sapremo perché ovviamente in genere nei giorni festivi viene ridotto il numero di tamponi che vengono prelevati e quindi probabilmente recupereremo il ritardo. Lo stesso problema c'è stato un paio di settimane fa sul Rossano, quando era stata messa in giro la voce che non ci fossero più reagenti. In effetti è stato un problema tecnico che ha bloccato il laboratorio, per cui si sono accumulati dei tamponi che poi sono stati smaltiti gradatamente e questo porta ovviamente a delle difficoltà notevoli, soprattutto per chi deve fare il tracciamento. I 300 tamponi fanno riferimento alla sola città di Rende? Sì, probabilmente sono in relazione solo a un quantitativo di tamponi proveniente da una stessa area, sì.
Resta infine il problema dei caregiver, cioè di chi si prende cura di anziani, malati e disabili. Quando potranno essere vaccinati? Per noi vaccinarli non è un problema, il problema resta la trasparenza, sapere chi dobbiamo vaccinare, chi sono appunto gli accompagnatori di questi soggetti particolarmente vulnerabili e poterli inserire in qualche maniera in un elenco che possa essere diciamo noto a tutti, il che dovrebbe essere rivista il sistema della prenotazione della piattaforma in maniera tale da consentire a questi soggetti di avere a fianco anche i propri diciamo curatori. Intanto c'è una denuncia importante che arriva dal capogruppo del PD in Consiglio regionale, Bevacqua, Mimbon Bevacqua, che dice che ci sono state delle risorse per l'emergenza Covid non utilizzate, in particolare 175 milioni lasciati a dormire e non si sa che fine abbiano fatto. Oggi è stato pubblicato dalla Regione il documento di sintesi delle attività svolte da luglio 2020 a marzo 2021 per fronteggiare l'emergenza Covid in Calabria. Leggendolo si ricava che c'erano a disposizione 175 milioni di euro immediatamente utilizzabili grazie alla flessibilità concessa dall'Unione Europea fin dal marzo 2020. In concreto cosa è stato fatto? Niente, questo quanto afferma in una nota il capogruppo del PD in Consiglio regionale Domenico Bevacqua. I numeri del bollettino di oggi: 433 positivi, c'è una lieve flessione, alto il numero dei morti, oggi se ne contano ancora 5. Vediamo. Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati effettuati 2.883 tamponi, 433 nuovi positivi, in particolare Cosenza 170, Catanzaro 133, Crotone 46, Vibo 37, Reggio Calabria 119. I ricoveri in regione sono 474, 45 in terapia intensiva, 5 i decessi. Siamo alla cronaca. Il boss di 'Ndrangheta, Nicolino Grande Aracri, ha deciso di collaborare con la giustizia. Da circa un mese ha iniziato a parlare con i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. La sua figura è al centro del processo a Emilia. Vediamo. È iniziata circa un mese fa la collaborazione del boss Nicolino Grande Aracri con la giustizia. Aracri è ritenuto capo di una delle cosche di 'Ndrangheta più potenti del territorio calabrese, con base a Cutro nel Crotonese, ma con ramificazioni in Alta Italia, in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Aracri, detenuto nel carcere milanese di Opera, avrebbe iniziato la collaborazione con i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, guidati da Nicola Gratteri. Ai PM avrebbe già reso le prime dichiarazioni, probabilmente quelle previste ad inizio collaborazione. Il boss è condannato all'ergastolo per alcuni omicidi, ma già in passato aveva cercato di coinvolgere altri boss calabresi nel tentativo di abbandonare la dipendenza dal crimine di Reggio Calabria e formare una provincia autonoma con base a Cutro. Le ramificazioni della cosca invece si estendevano un po' in tutta Italia, ma soprattutto in Emilia-Romagna, dove si è celebrato uno dei più grandi processi contro l''Ndrangheta nel nord Italia, il processo a Emilia, dove la sua figura è apparsa predominante. Nicolino Grande Aracri è un padrino assolutamente di prima grandezza dell''Ndrangheta calabrese. Tra l'altro era intenzionato e c'era riuscito a realizzare una sorta di crimine autonomo da Reggio che coinvolgeva tutta l'area centro-settentrionale della regione. Ne parla diffusamente Giuseppe Giampà, figlio di Francesco Giampà, boss di Lamezia Terme, che conferma appunto questa aurea di autorevolezza che appunto Nicolino Grande Aracri estendeva anche sull'area centrale della regione, dal Crotonese e poi verso il nord, quindi tutta l'area del Cosentino. A fregarlo, diciamo, durante questa sua attività intensissima di delinquenza, di crimine organizzato, una attività che ha coinvolto anche personaggi di spicco della società che conta a Bologna. Bisogna ricordare che una notissima consulente finanziaria di Bologna è stata condannata con sentenza definitiva a 10 anni di reclusione proprio perché avrebbe
avrebbe gestito gli interessi finanziari di questo posto non solo nel nord Italia ma persino, pensate, nell'Africa mediterranea. Bene, Nicolino Grande Aracri è stato fregato da una cimice che era stata piazzata dai magistrati, per volontà dei magistrati della DDA di Catanzaro, nella tavernetta della sua abitazione, dove si riuniva un po' come faceva John Gotti nel Rave Night Club di New York con i suoi accoliti e decideva lì strategie, settori di influenza, fatti e omicidi da compiere. Quindi è stato registrato tutto, per cui è rimasto inchiodato alle sue responsabilità. Aveva Nicolino Grande Aracri anche rapporti intensi con il mondo oscuro della massoneria deviata, certamente anche con parte della politica calabrese e non solo calabrese, perché mi riferisco anche alla politica dell'Emilia Romagna, esponenti politici dell'Emilia Romagna, quindi ne vedremo delle belle. Aveva anche un rapporto singolare con la religione, con la religiosità. Nella sua abitazione, durante un blitz compiuto dalle forze dell'ordine, furono trovati, oltre a un quadro raffigurante la Madonna di Polsi, addirittura nella sua stanza da letto sul comò una statua della Madonna della Montagna di Polsi di San Michele Arcangelo, incolpevole patrono non solo della Polizia di Stato ma evidentemente assunto come dire, protettore anche dai mafiosi di rango come Nicolino Grande Aracri. Lui aveva pacificato il crotonese con la violenza, si era sbarazzato del suo vecchio capo Antonio Dragone, che aveva cominciato la colonizzazione dell'Emilia Romagna ed era poi diventato, a suon di morti ammazzati, il capo assoluto. Questa sua potenza militare e mafiosa aveva a lungo influenzato anche tutta l'area ionica della parte settentrionale della regione, oltre ovviamente alla Lombardia, all'Emilia Romagna ed al Veneto, e da quello che mi risulta anche dalle ultime indagini condotte dall'Interpol in chiave internazionale, anche la sua influenza aveva certamente coinvolto diverse città della Germania, della Francia meridionale e, non vi stupite ma è così, anche, pensate, dell'Algeria, dove intendeva investire Nicolino Grande Aracri qualcosa come 200 milioni di euro. Il municipio di Petilia Policastro al centro di un'indagine che ha portato ad 8 misure di custodia cautelare. Protagonista anche il primo cittadino Nicolazzi, ricoverato in gravi condizioni a Roma perché contagiato dal coronavirus. I reati contestati: concussione, peculato e anche un episodio di violenza sessuale. Vediamo. Sarebbe coinvolto anche il sindaco di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi, nell'inchiesta in cui sono indagate 8 persone dalla Procura della Repubblica di Crotone per vari reati: peculato, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, corruzione in atti giudiziari, concussione e anche violenza sessuale. Nei confronti del primo cittadino il GIP ha emesso un'ordinanza di arresti domiciliari che però non è stata eseguita, in quanto il sindaco è ricoverato in un ospedale romano perché colpito dal Covid e le sue condizioni sarebbero gravi. È indagato per concussione e violenza sessuale. Il provvedimento degli arresti domiciliari è stato emesso anche nei confronti dell'ex vice sindaco Francesca Costanzo. I carabinieri hanno eseguito a Petilia Policastro, Livorno e Catanzaro l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari del divieto di dimora nella provincia di Crotone. L'inchiesta, secondo quanto si è appreso, riguarda fatti relativi all'amministrazione comunale di Petilia Policastro, partita ad aprile del 2018 fino a novembre 2020, e ha coinvolto un imprenditore, 2 pubblici amministratori ed un dipendente pubblico del comune di Petilia, i quali si sarebbero appropriati arbitrariamente o distratto delle rate alimentari nell'ambito del progetto Lotta alla povertà. Sull'episodio invece della violenza sessuale, secondo quanto si apprende, una madre avrebbe subito violenza da parte di un amministratore pubblico in cambio di un posto di lavoro per il proprio figlio. E una donna di 42 anni è stata ferita stasera in strada a Tropea da un colpo di pistola sparatagli da un uomo. Il presunto autore è stato bloccato poco dopo dai carabinieri. La donna, subito soccorsa, è stata portata al pronto soccorso. Secondo quanto si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, portato in caserma dai carabinieri per essere interrogato. La sua posizione ora è al vaglio degli inquirenti. L'uomo avrebbe sparato 5 colpi di pistola. Conferenza stampa del sindaco di Stalettì sulla vicenda che riguarda le villette di Caminia che dovranno essere abbattute secondo la sentenza della Cassazione. L'amministrazione comunale, riguardo all'abusivismo edilizio dell'area, ha puntato il dito contro le precedenti amministrazioni. Vediamo.
Fare chiarezza sulle responsabilità della vicenda delle villette abusive di Caminia. Il sindaco di Staletti, Alfonso Mercurio, convoca una conferenza stampa per fare una disamina su quanto avvenuto, spiegando i passaggi e l'iter procedurale e l'indagine della Procura della Repubblica dopo la sentenza della Corte di Cassazione. Su Caminia vogliamo intervenire in modo serio, cioè noi vogliamo riqualificare queste aree. E poi voglio dire un'altra cosa, che rispetto alla vicenda degli abusi edilizi farà chiarezza sull'intero litorale, cioè sia sulle case sugli scogli, sulle case che hanno le concessioni per controllare la conformità urbanistica. Quindi che loro minacciano, dice adesso vedremo se gli altri sono a posto, cioè noi siamo qui a far rispettare la legge. Non è che siamo qui a difendere l'uno o l'altro rispetto a cosa, no, la legge è quella, quindi noi non abbiamo scheletri nell'armadio, noi siamo sereni, tranquilli, proprio perché stiamo governando in modo trasparente, in modo leale, rispettando le leggi, quindi non abbiamo nulla di cui temere. Insomma, poi ognuno assume gli atteggiamenti che vuole, però voglio dire, rispetto a questa vicenda ci sono delle precise responsabilità che non possono essere addebitate alla mia amministrazione. Puntano il dito sulle precedenti amministrazioni, intanto incombono le ordinanze di demolizione. Io sono il primo a voler fare chiarezza a questa cosa, io sono il primo ad andare a capire perché ci sono case sugli scogli, case sull'acqua e nessuno ha fatto niente negli anni, e perché invece per delle casette, per la maggior parte di gente per bene, per la maggior parte ribadisco, non tutti, gente per bene, lavoratori onesti, si è mosso il mondo, perché sotto gli occhi di tutti c'è stata l'operazione della prefettura della procura, chiedo scusa, elicotteri, insomma, in pompa magna. Questa cosa ancora oggi non mi sono dato una risposta. Sit-in di protesta alla Mezzia Terme dei dipendenti del trasporto su gomma che chiedono un aiuto visto che sono da mesi in cassa integrazione. Vediamo. L'emergenza pandemica ha messo in ginocchio diverse attività nel paese e soprattutto nella nostra regione. Una di queste è il trasporto su gomma, sia in Calabria che interregionale. La protesta è degli autisti che da molti mesi sono in cassa integrazione e in difficoltà perché già quello che percepiscono è minore rispetto alla paga mensile, ma non sempre il contributo arriva puntuale e le famiglie faticano a mettere insieme il pranzo con la cena. Siamo qui oggi per due motivi, sia per il trasporto regionale che per il trasporto interregionale. Per il trasporto regionale annunciamo e preannunciamo che noi immediatamente avvieremo una procedura di sciopero, perché molte aziende fanno finta di dimenticare l'impegno che avevano assunto l'anno scorso di compensare il 20% del salario che i lavoratori hanno perso per il massiccio ricorso che è stato fatto al Fondo Bilaterale di Solidarietà e alla Cassa Integrazione. Per quanto riguarda invece i lavoratori del trasporto interregionale, siamo qui per dire a chiare lettere alle rappresentanze delle aziende, quindi alle associazioni datoriali, che siamo prontissimi a rivendicare una maggiore attenzione da parte dello Stato verso questo settore che è molto trascurato al pari dell'NCC, quindi del noleggio con conducente, perché i lavoratori stanno arrivando a percepire stipendi e salari da fame e noi siamo contrari a questo stato di cose, per cui siamo anche disponibili ad attivare meccanismi e procedure di sostegno alle aziende, in questo senso quindi di collaborazione, perché ci sia una maggiore attenzione verso questi lavoratori che in assenza di mercato, perché il Covid purtroppo ha ridotto ai minimi termini il ricorso al viaggio in autobus, e devono però esserci date delle risposte, e quindi se questo deve passare attraverso una nostra iniziativa, un intervento insieme alle aziende presso il Ministero, noi siamo pronti a farlo. E lo avete sentito anche dalla conferenza stampa di Draghi oggi pomeriggio. Il Premier ha detto che dal 26 aprile si tornerà a viaggiare attraverso un pass, ancora non è stato ben definito in che termini, quali saranno le modalità per poter avere questo pass e poi viaggiare, quindi pensare ad una vacanza per l'estate. In Calabria si sperimenta la vacanza Covid-free, vediamo di cosa si tratta.
La vacanza sognata in tempi di pandemia è Covid-free. In Calabria l'esperimento di una struttura alberghiera a Praia Mare nel Cosentino che ha programmato proprio la prossima estate. Questa è una nuova iniziativa perché si tratta in un momento difficile dove tutte le strutture ricettive chiudono e la maggior parte delle attività commerciali hanno difficoltà, quindi pensano ad una chiusura. Io ho pensato di rilevare e quindi acquistare una struttura ricettiva per fare un prodotto nuovo, dare prima di tutto una nuova occupazione, nuovi servizi al territorio e soprattutto cercare di inventarmi qualcosa per fronteggiare quella che è una vera e propria emergenza, sia sotto il punto di vista sanitario e che sotto il punto di vista economico, e quindi dare supporto alle autorità andando ad eseguire un protocollo che si impone come prima regola di fare un tracciamento di tutti gli ospiti che entrano dentro la struttura e che escono dalla struttura. Sarà violata la privacy degli ospiti? No, assolutamente no, perché è assolutamente facoltativo. Ovviamente viene fatto gli ospiti né più né meno come fanno il tampone nell'ambito del sistema sanitario o in una farmacia, così viene fatto con le medesime modalità all'interno della struttura. Quindi ci sarà personale medico o comunque personale altamente specializzato, o ci saranno dei farmacisti, quindi c'è una convenzione con delle farmacie locali che consente di adottare quelli che sono i protocolli di sicurezza anche in materia di privacy. Un nuovo sistema di fare turismo e monitorare le presenze. È un po' il sistema che stanno adottando le strutture, le aziende che fanno le crociere, o un po' il sistema che adottano le trasmissioni e gli studi televisivi. Sostanzialmente è il costante monitoraggio di qualsiasi presenza che entra in struttura. Quindi non è la semplice misurazione con il termometro elettronico piuttosto che la semplice disponibilità del kit con i sanificanti a base alcolica. Si tratta di termoscanner inseriti all'interno della struttura per il tracciamento costante H24 della temperatura degli ospiti, e si tratta di sottoporre a tampone tutti coloro i quali entrano o escono all'interno della struttura ricettiva e che pertanto usufruiscono anche delle aree comuni. E c'è una nota a firma del capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, Roberto Occhiuto, che ha incontrato il Premier Draghi. Un incontro positivo, dice Occhiuto, dice ancora positivo che siano stati accantonati 30 miliardi di euro del recovery per realizzare strade, alta velocità e infrastrutture per il Mezzogiorno. Anche il ponte sullo Stretto, a nostro avviso, dovrebbe trovare posto nel piano per l'utilizzo dei fondi europei. Infine, dice Occhiuto, ho rappresentato al Premier la situazione della Calabria con ospedali tutti diventati di fatto Covid hospital, occupati per protesta dai cittadini per la totale assenza dei servizi essenziali, e con il commissario governativo abbandonato. Ho chiesto l'attenzione di Draghi affinché l'esecutivo possa intervenire sulla sanità calabrese, tanto per le vaccinazioni quanto per garantire l'assistenza a tutti i cittadini. E noi proseguiamo con la borsa. Le borse europee chiudono in prossimità dei massimi intraday, nonostante l'andamento contrastato di Wall Street. A spingere l'azionario verso nuovi massimi hanno contribuito gli ultimi dati macro superiori alle attese e i primi risultati corporate, che sembrano confermare il recupero dell'economia. Gli operatori hanno accolto anche il rimbalzo del PIL cinese nel primo trimestre 2021, più 18,3% rispetto al pari periodo 2020, quando l'attività era crollata a causa dell'emergenza sanitaria. Su base trimestrale l'incremento
l'incremento si riduce al più 0,6% rispetto al più 3,2% dei 3 mesi precedenti. Boom su base annua anche per le vendite al dettaglio, più 34,2%, e la produzione industriale, più 14,1% a marzo. In Italia il surplus commerciale è salito a 4,75 miliardi a febbraio, mentre nell'Eurozona il tasso di inflazione annuale è rimasto stabile all'1,3% a marzo. A Milano il FTSE MIB archivia gli scambi e rialzo dello 0,9%, ben intonato come il DAX di Francoforte a più 1,3%, il CAC 40 di Parigi a più 0,8%, il FTSE 100 di Londra e l'Ibex 35 di Madrid a più 0,5%. Oltreoceano avanzano leggermente il Dow Jones a più 0,3%, l'S&P 500 a più 0,1%, mentre il Nasdaq flat dello 0,1%. Sul Forex l'euro-dollaro risale leggermente a 1,198, mentre il cambio tra biglietto verde e yen è sostanzialmente stabile a 108,8. Arretrano leggermente le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,3% a 66,75 dollari e il WTI a meno 0,5% a 63,1 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si contrae leggermente a 101 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,75%. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap avanza soprattutto CNH più 2,6, intenzionata a completare lo spin-off di Iveco il prima possibile. Bene anche Unipol e Banco BPM a più 2,3, mentre chiudono in calo Saipem a meno 1,5 e Inuit a meno 0,7%. Grazie e buon proseguimento di serata. E noi chiudiamo come di consueto con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Continuano ad affluire verso il Mediterraneo masse d'aria più fredda dal nord, che nelle prossime ore favoriranno l'approfondimento di un vortice di bassa pressione presente sulla Tunisia. Il fronte perturbato, seppur di debole intensità in risalita dal Nord Africa, causerà comunque un peggioramento delle condizioni meteo e favorirà il ritorno di deboli nevicate su Sila e Pollino. La depressione afro-mediterranea evolverà velocemente verso levante, ma disturberà in parte anche la giornata di sabato. Domani nuvolosità irregolare su tutta la regione con possibili piogge. Un parziale momentaneo miglioramento inizierà nel corso del tardo pomeriggio sera. Temperature stazionarie. Domani poco mosso il Mar Tirreno con venti deboli di direzione variabile, molto mosso il Mar Ionio con venti moderati dai quadranti orientali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava e messi in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.